Ed ora andiamo a vedere paesaggi mozzafiato ed emozioni davvero difficili da descrivere nel prossimo servizio relativo all'Epica dell'Acqua, weekend che ha caratterizzato alcune tra le zone più belle del Poletine con questo evento slow. L'entusiasmo e i sorrisi non mancano, così come la bellezza di un'iniziativa, l'Epica dell'Acqua, che permette di addentrarsi in maniera nuova, vicina all'ambiente e slow, lenta, in un territorio tutto da scoprire. Siamo nel cuore del Delta del Po Veneto e l'Epica dell'Acqua, dopo le prime due edizioni, la numero 0 e la prima dello scorso anno, torna in Polesine per la terza edizione consecutiva con una partecipazione più che raddoppiata rispetto al passato. 175 al via, numero in linea con la genesi di questo evento, che non può e non vuole diventare un qualcosa di massa tale da stravolgere il senso di questa iniziativa, non una supermaratona, ma 100 km tra Scardovari, Albarella e Porto Caleri da percorrere in 3 giorni nel rispetto della natura e dei bioritmi. Non possiamo fare una maratona di New York qua, le richieste sono tante. La stranezza per noi in questo caso è che abbiamo, potete vederli qua dietro di me, tanti veneti, tanti lombardi, però un paio di spagnoli, 2 messicani, una svedese, una danese. Abbiamo gente che ha deciso di allenarsi durante l'estate per prendere 2-3 voli aerei e venire qua. Classifiche e agonismo non fanno parte di questa iniziativa. A vincere sono la condivisione, la voglia di misurarsi con se stessi e con il territorio in perfetta sintonia con esso, per uscirne migliori, carichi e con maggior serenità. È una bella esperienza anche incontrare tanta gente, fare scambio di opinioni. Per me è importante questa gara. Correre, divertirsi e vedere questo bellissimo paesaggio. È sempre bello correre qua. È la prima volta che faccio. Allora, l'anno scorso in questo periodo sono andato nel deserto a fare 100 km e ho detto il prossimo anno vado dove c'è l'acqua, ecco, e quindi mi sono iscritto a questa manifestazione. Ognuno ha un proprio motivo per essere parte di questa Epica dell'Acqua 2024 e ogni runner iscritto può affrontarla a modo proprio. È una corsa impegnativa o cosa questa? Per chi vuole impegnarsi sì, se no è un sano divertimento in mezzo alla natura, più di così cosa si può volere. Cosa rappresenta il Delta per lei? Pace, la serenità. La fatica in ogni caso, per quanto non ci siano classifiche agonistiche, si fa sentire e allora anche il territorio non sta a guardare, a valorizzare l'Epica, sono soprattutto i momenti conviviali, quelli magari a fine giornata. La corsa è una scusa per far venire qua degli appassionati per entrare in contatto con la natura, ma anche per entrare in contatto con i prodotti tipici locali, perché noi tutti i pranzi, i pasti e le cene che offriamo sono fatti da cuochi e da organizzazioni locali, con cibo locale, da persone locali, quindi è tutto a chilometro zero ed è anche il bello di questa manifestazione e non potrebbe essere diversamente.